apriamo appunto la nostra raccolta, abbiamo prima l'indice e a pagina 2 questo brano musicale molto famoso dal titolo Smile di Charlie Chaplin. Allora vediamo subito il primo rigo, osserviamo chiave di violino per la mano destra, chiave di basso per la mano sinistra. Cominciamo dalla mano destra e vediamo che innanzitutto per tutte e due le chiavi abbiamo due diesis, quindi armatura di chiave con due diesis, Fa e Do, quindi tonalità o Re maggiore o Si minore, la sua relativa minore, se vi ricordate. E allora osserviamo la prima nota, mano destra, ci riferiamo alla melodia perché è quella più indicativa, abbiamo Re, ultima nota, Re, insomma, non c'è dubbio, quindi, insomma, però andiamo a cercare se c'è l'eventuale sensibile della tonalità relativa Si minore, quindi il settimo grado di Si è La. Vediamo se abbiamo un La verso la fine, abbiamo, ecco, alla mano sinistra, alla penultima battuta, un La naturale, e allora, non essendo diesis, e quindi ci troviamo in Re maggiore. Allora, Re maggiore, quindi, prime note. Abbiamo Re minima, quindi abbiamo il Re dell'ottava sopra al Do centrale, quindi quarta linea. Poi abbiamo due crome, Mi, Fa diesis, seconda battuta, Mi, Re, poi due crome, Do diesis, Si, e poi di nuovo terza battuta, Do diesis di nuovo, minima, due crome, Re, Mi, poi abbiamo quarta battuta, Re, Do, due crome, Si, La, Si, ci fermiamo sulla prima nota del secondo rigo. Ho dimenticato di dire, vabbè, avete visto, tre quarti, tempo tre quarti. Allora, proviamo a contare, quindi c'è una minima, contiamo con le crome perché abbiamo le crome, quindi è 1, 2, prima nota. Poi la legatura, quindi possiamo operare una caduta perché abbiamo la legatura di frase, la legatura di portamento che indica che i suoni possono essere scollegati e al di sotto la legatura invece tutti legati. Quindi 3 e le due crome. Poi abbiamo due semiminime, 1, 2, poi due crome, 3 e. Terza battuta, minima 1, 2, due crome sul terzo, 3 e. Quarta battuta, Re, 1, 2, altra semiminima e 3 e le altre due crome e poi U sul secondo rigo. Vediamo a tempo, 1, 2, 3 e. 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 1. Adesso poi una piccola caduta alla terza battuta tra il Do diesis e il Re. Finito il primo rigo a tempo, passiamo alla mano sinistra. Allora abbiamo terza linea, quindi questo è Re con il quinto, poi abbiamo il Fa diesis e La, Re maggiore, quindi Re, Fa diesis e La, tre semiminime per tutto il rigo. Ci fermiamo invece sul Fa diesis al secondo rigo, quindi contiamo 1, 2, 3 e 1, 2, 3 e così via. Proviamo a mettere insieme lentamente. E allora 1, 2, 3 e 1, 2, 3 e 1, 2, 3 e 1, 2, 3 e 1. Proviamo a più velocizzare e abbassare la voce, abbassiamo il volume della voce. 1, 2, 3 e 1. Passiamo al secondo rigo, quindi mano destra abbiamo una semiminima Si, una semiminima col punto Do diesis, poi c'è la legatura che si interrompe, caduta sulla croma Re. Seconda battuta Si, quindi articolazione, e c'è un crescendo, il pezzo comincia con mezzo piano, quindi qua poi dovremo crescere. Quindi Si, seconda battuta, prima nota, seconda nota Do diesis, poi c'è il pollice, passaggio del pollice sul Re, ancora semiminima, poi abbiamo un'altra semiminima Mi, terza battuta, Fa diesis, seconda nota, col punto, poi si interrompe la legatura caduta sul Sol croma della terza battuta, quarta battuta, Re diesis, col secondo dito, passaggio del pollice, Mi,
semiminima, fa diesis, semiminima, e abbiamo anche un diminuendo e ci fermiamo sulla prima nota della terzo rigo, che è Sol. Bene, iniziamo a contare, secondo rigo, quindi vediamo la diteggiatura, mi trovavo con l'indice sul Si, guardando la diteggiatura precedente c'era al primo rigo il terzo sul Do diesis e quindi il Si c'è l'indice, quindi 1 semiminima, poi abbiamo una semiminima col punto che sono un movimento e mezzo, quindi 3 suddivisioni, quindi sa Do, E, 3 e poi a E devo suonare il Re, poi abbiamo seconda battuta, Si ancora, 1, Do, E, 3, E, poi terza battuta, 1, anche qua adesso secondo movimento una semiminima col punto che vale 3 suddivisioni, sono Do, E, 3 e poi a E, la seconda suddivisione del terzo movimento abbiamo Sol, croma, quarta battuta, 3 semiminime, 1, 2, 3, e poi mi fermo sul Sol del terzo rigo. Proviamo contando a tempo, 1, 2, 3, e. Ripeto, volevo dirvi attenzione alla diteggiatura, quindi era secondo dito Si, quindi è 1, 2, 3, e, 1, 2, 3, e, 1, 2, 3, e, 1, 2, 3, e, 1. Vediamo la mano sinistra, allora abbiamo secondo rigo, Fa diesis, quarto rigo, poi La e Re. Poi abbiamo Fa naturale, La bemolle e Do bemolle. Bisogna usare il Do bemolle che poi in realtà è la nota Si, però va chiamata Do bemolle perché è una triade, la triade di Fa diminuito, 3 e 3. Poi abbiamo terza battuta, Mi, Sol, Si. Quarta battuta, Si, Do diesis perché è in chiave, e in più c'è il Re diesis aggiunto, e poi concludere con uno spostamento della mano terzo rigo sul Mi con il quinto. Andiamo a tempo, terzo rigo, 1, 2, 3, e 1, 2, 3, e 1, 2, 3, e 1, 2, 3, e 1. Allora, lentamente a mani unite, anche se non si va subito a tempo, coordinare, pur fermandosi va benissimo, quindi abbiamo secondo rigo, 1, 2, 3, e 1, 2, 3, e 1, 2, 3, e 1, 2, 3, e 1. Andiamo a tempo un po' più velocemente e abbassare un po' la voce, quindi abbiamo 1, 2, 3, e 1, 2, 3, e 1, 2, 3, e 1, 2, 3. E poi abbiamo il crescendo e il diminuendo. Bene. Il resto del brano musicale sfila più o meno con le stesse figure, quindi crome, semiminime, attenzione solo alle note, ma è tutto scritto, mi raccomando anche alla diteggiatura per trovarsi già nelle posizioni più adatte man mano che si prosegue. E adesso ascoltiamo tutto il brano.